Allora Arcomi, benvenuto a WH in questa Grazie mille, grazie mille. Figurati, siamo super ansiosi di questa intervista, già lo sai, abbiamo avuto modo di fare quattro chiacchiere, subito in uscita di disco, però questa è la tua prima ospitata ufficiale a WH, quindi la domanda a diritto ti tocca ed è: qual è il tuo piatto preferito? Quella del piatto, immaginavo. Io vado molto simile a Fabio, a Marra. Direi pesce all'italiana proprio tutta la vita. Perfetto, quindi voi due uscite a cena e sapete già dove andare in pratica. Spesso volentieri sì. Finite già nei soliti ristoranti, ordinazioni simili. Senti invece, prima di arrivare alla musica, quali erano le tue passioni quando eri un po' più pischello? Sai che avevo pochissime passioni, cioè in realtà io sono uno che è affascinato veramente da qualsiasi cosa, eccetera. Ti direi calcio. Il calcio. Sì, forse il primo hobby, la prima. Vuoi chiedermi che squadra ti No, perché è evidente, perché dai tuoi social deduco che, come dire, condividiamo una passione che è quella per il Milan. Vorrei chiederti cosa pensi del momento di Montella, ma sorvolerò. Al momento sorvoliamo, sì, dai. Sorvoliamo, ok. Poi ti dico calcio perché mio fratello giocava a calcio veramente da sempre. Io stesso comunque praticavo. Ruolo? Ho fatto un po' di tutto, terzino, io ero mancino, cioè sono mancino. Ho fatto terzino, ho fatto attaccante, ho fatto il libero, ho fatto un po' di tutto. Diciamo che il ruolo che preferivo era mi definivano un po' il Pirlo della situazione. Ah beh, cazzo, un regista. Quindi, sì, col controcazzo. Mediano regista. È quello che mi è sempre mancato. Io sono partito terzino, sono finito in attacco, ho saltato la parte in mezzo. Sì, ma sai perché? Perché punta va bene, tiri forte, però non avevo i piedi buoni, tiravo forte e quindi vai bene esatto, vai bene in difesa, vai bene lì al limite dell'area, anche perché giochi praticamente il campionato del CSI, quindi va bene tutto, vabbè. Il CSI cos'era? 7? Sì, a 7. Ho fatto anche delle esperienze lì. Tanta ignoranza. Lì si rischiano veramente. Questa è la veramente. cosa più bella. Sai che sì. Da ragazzino, poi sì. Poi cresci e inizi a perdere i menischi, perché secondo me con l'età aumenta la cattiveria. Sì. Inevitabilmente. Esatto. Senti, invece veniamo alla musica e insomma, vabbè, si sa, il tuo disco era molto atteso. Tu sei uno che già dalle prime uscite ha messo d'accordo un po' la critica, quelli più legati a un certo tipo di suono, anche mi è stata data questa responsabilità. Ti sei beccato sta responsabilità, nel senso che è un onore. Sì. Però è una responsabilità. Infatti lo è, perché immagino anche come si affronta l'uscita i giorni prima dell'uscita di un disco, sapendo di avere questo tipo di impatto sulla critica, sul pubblico. Sai che non lo so, in questo caso non so come abbia fatto, però sono stato molto sereno e tranquillo, non so per quale motivo. 1 anno e mezzo fa me la sarei vissuta molto peggio. Cioè tu sei uno che di solito ero tranquillo, perché so che il progetto, io sono felice del mio progetto, sono già motivato, sono già in studio di nuovo. Quindi sono da persona autocritica, quali sono, so già i miei no, i miei sì, poi ovviamente accetto ogni critica, ogni consiglio. Però non so, non volevo portarmi sta zavorra appresso. Ci sono riuscito senza neanche farlo apposta. Me la sono vissuta molto bene, stranamente. Quindi nonostante le aspettative tu le hai messe lì da parte un attimo. Sono le aspettative. Sono riuscito a chiudere gli occhi e faccio il mio, spostare tutto questa bella cosa, questo bel fiato sul collo. Allora, poi entriamo un po' bene nello specifico di questo disco, dei lavori sulle produzioni che sono super interessanti e dei featuring. Ma quando abbiamo fatto l'ultima chiacchierata era uscito il disco, ma non eri ancora partito per gli store. Mi ricordo che ci dicevi: ho delle belle sensazioni sugli store, e io ti dissi: cazzo, sei uno dei pochi rapper che non se la vive un po' come un peso, no? Feedback subito dopo la fine degli in-store? Allora, ero molto gasato prima, e alla fine della fiera, per quanto comunque impegnativo eccetera, lo sono tuttora. Sapevo che avrebbe fatto del bene questa cosa, di incontrare insomma i ragazzi eccetera, così è stato. Un po' il primo giorno è stato difficile capire, mi era veramente nuova come situazione, come tutto. Però ce l'ho fatta. Sì, il primo giorno è stato un po' più così. Però poi, guarda, sono stranamente contento di aver effettuato. E infatti è ancora più particolare il fatto che sei ancora carico di questa cosa. Sai dopo averli fatti. Ripartirei ancora. È incredibile per quanto in realtà comunque abbia altre cose da fare e voglio buttarmi più sulla musica che altro.
comunque una bella esperienza che mi porterò. Quindi l'incontro con la tua fascia d'ascolto è stato positivo. Che feedback hai avuto in merito al disco? Sei riuscito a avere qualche ritorno anche da questa esperienza? Sì, direi di sì. Diciamo che ovviamente chi viene è perché props, perché Certo, piace, chiaro. la roba piace, quindi ovviamente mi hanno tutti detto quanto questo disco possa essere forte per loro, eccetera. Ovviamente tutti positivi dal momento che la gente veniva lì a comprare il disco. Sicuramente ci sarà stato anche qualche personaggio non troppo magari gasato, ovviamente non si può piacere a tutti. Un po' critico, diciamo. Sì. Senti, ho letto invece sui social, mentre tu ti giravi l'Italia, qualcosa in merito ai tuoi testi, nel senso che tu hai scritto che avresti distribuito delle parafrasi vere e proprie. Non ho ancora avuto tempo, ho iniziato intanto con la prima tranche di scrivo i testi e li posto, poi in un secondo momento chiuderò tutti i brani eccetera, in un secondo momento rinizierò parafrasando il parafrasabile. Esatto. Guarda, questa cosa qua mi ha colpito parecchio perché io fino all'anno scorso insegnavo italiano a un professionale a Quartoggiaro, e usavo i vostri testi. Questa roba di fare la parafrasi e dell'attenzione al testo, secondo me è una cosa che all'ascoltatore magari meno avvezzo al genere dice vabbè, sempre uguale, soldi, figa di qua di là. Invece no, avete dei mondi grossi, tanto altro, no? Avete dei mondi grossi e anche una poetica abbastanza sviluppata in alcuni casi, per cui anche un modo di dire certe cose che porta uno stile un po' più sulla poesia, no? Sì, quindi molto personale in alcuni casi. Complimenti, cioè sono contento di questo tipo di analisi che di fatto inviti a fare anche agli ascoltatori più giovani o meno giovani, però, esatto, insomma, però che entrambi si rendano conto che c'è qualcos'altro. Già il dire che distribuire una parafrasi è qualcosa che invita ad ascoltare meglio, no? Certo, ma penso che comunque si sia alzata la media dell'arrivo del brano in sé, dei brani in sé all'ascoltatore. Ovviamente c'è sempre qualcosa di più incognita o di meno incognita. Chiaro. Quindi non so, io mi sento, per me è un dovere ma allo stesso tempo un piacere, forse più un piacere, proprio nel esporre il mio mondo, la mia idea o il mio pensiero in quel momento piuttosto che in quell'altro, eccetera. Quindi sono più contento del fatto che la gente abbia voglia, aspetti queste parafrasi, più che di me che ho proposto questa cosa. No, chiaro, poi visto da fuori. Certo, visto da fuori anche uno che propone delle parafrasi è uno che esprime una certa urgenza comunicativa, cioè vuoi essere capito. È una scelta coraggiosa, no? Perché molte volte, comunque anche parafrasando il parafrasabile, è possibile che tu riesca ad arrivare effettivamente dentro di me a capire esattamente quello che volessi dire o meno in quel momento. Quindi chissà se sarà effettivamente utile. Anche perché tu stesso, quando ti ho chiesto, prendendo spunto da una cosa che ci raccontò Marrakesh, cioè si riesce a scrivere finché si ha fame, quando ti chiesi qual era la tua fame adesso, tu mi rispondesti non lo so di preciso, cioè non so bene quali siano i contenuti della fame del disco, devo ancora capirli bene alcuni, no? Sì. Forse la parafrasi aiuta anche te, cioè mettertici lì sopra, no? E allo stesso tempo adesso scrivendo quei primi testi che ho postato eccetera, inizio ad avere una rispostina forse. Ancora un attimo ce l'avrò definitiva e ufficiale. Comunque di fame ce n'era. Chiaro, su questo non c'è dubbio. Più spostata sulla fame artistica, sul proviamo, sul rischiamo, per adesso ti dico questo, poi comunque devo ancora metabolizzare per bene il tutto. Chiaro. Senti, invece, quanto ci dicevi che il quartiere, che è una delle caratteristiche della tua provenienza, anche artistica, non entra tantissimo in questo io in terra. C'è inevitabilmente, ci sono un sacco di riferimenti in realtà, però sì, dentro di me non c'era quell'esigenza di far vedere a parte che non l'ho mai avuta. Io non reputo neanche consona questa cosa di dover dire per forza eccetera. Molte volte mi veniva spontaneo e quindi perché cancellare, allora diventava ipocrita cancellare eventuali cose, però no, non è così presente forse sicuramente come Dazen Solen,
e non è così presente come eventualmente potrebbe essere in futuro, di nuovo, non si sa. Chiaro. Però ovviamente c'è tanto quartiere dentro, ogni Certo. piccola parola, ogni piccola frasetta, ogni piccolo tutto. Sì, beh, cioè, è un componente della tua formazione, del tuo DNA in qualche Sì. modo, non è che te lo togli via, no? E non voglio nemmeno toglierlo. Ci mancherebbe. Senti, invece veniamo alle produzioni del disco, perché un ragazzo della tua età, proveniente dalla, diciamo, tra virgolette, scuola, con cui hai condiviso tanto ultimamente, quindi sì, l'ondata trap, ma non solo. Se si guardano le produzioni, poi si vede Night Skinny, si vede Fritz the Cat, si vede lo stesso Sciablo che esatto. Comunque ora è nel giro, è bello infatuato, no? dal mondo trap, però allo stesso tempo non penso, ora non vorrei dire cose così, però non arriva da quello. No, certo. Sì. La scelta di certi tipi di produzione, anche di certi nomi, se vuoi. Sì, allora, non ho impostato il tutto, non ho voluto impostare nulla, in realtà molte cose sono davvero nate da sole, spontaneamente. Allo stesso tempo da parte mia c'era un uscire dai cliché di adesso, dai miei cliché principalmente, più che del resto, perché mi impunto più su di me che sugli altri. E casualmente, tra virgolette, insomma, è nato tutto questo, è tutto molto più musicale, tutto molto più ricercato, per quanto naturale, comunque ci tengo davvero a sottolinearlo. Non è stata una vera e propria scelta, è stato un trovarsi con queste belle persone, far nascere determinati episodi, o far sì che determinati episodi nascessero, sì, in qualche modo, sì. No, allora, adesso avrei due robe da chiederti su questo. Intanto, come ci si trova su una base di, per dire, Fritz the Cat? Quali sono le differenze con quello a cui eri abituato? Cioè, io fatico davvero tanto a spiegare quello che provo, a spiegare quello che si possa provare. Perché non lo so, perché è una tempesta di cose che accadono dentro di te, che non riesco ancora a spiegare. Non so, ti direi le solite le banalità, quindi un onore, un piacere, eccetera, ma non è più solo quello, non è una barca di emozioni, di cose. Diciamo che ogni beat fa sì che scaturiscano determinati viaggi mentali e non. Però non te lo so proprio. Diciamo, come merce funziona bene la loro, da questo punto di vista dei viaggi mentali. Ti fanno muovere molto. Senti, a questo punto mi verrebbe da chiederti se si può svelare quella parte di chiacchierata in cui ci dicevi che tu puntavi anche ad avere una produzione totalmente spiazzante sul tuo disco, che portava una firma veramente non solo prestigiosa, ma inimmaginabile forse qualche anno fa su un disco del genere. Era effettivamente più adesso poi detta così sembra quasi una cosa che io volevo fare a tutti i costi, eccetera. Era una propostina o comunque un'idea. Questo proporre a Graff eventualmente di essere affiancato, o a prescindere da questo vedere se si potesse creare un qualcosa o buttarsi in studio e vedere appunto che cosa potesse uscire. In un secondo momento sarebbe stato bello, sarebbe arrivata come seconda proposta a lui eventualmente, affiancarlo ad un giovane, no? E creare un po' di disagio, insomma, no? Sì. Poi purtroppo per forza di cose siamo andati avanti, non è potuto nascere il tutto. Però è stata un'idea che penso pochi si sarebbero posti, no? No, infatti è una cosa che sarebbe stato un bel inedito, innanzitutto come cosa. Sarebbe stato strano. Oh, mai dire mai, non si sa cosa magari vede l'intervista e dice, cazzo, ci tiene davvero. Senti, non penso. Ma non lo so, adesso ci proveremo coi potenti mezzi del popolare a fargli arrivare qualcosa. Senti, invece adesso tu appunto entri nella scena, tu parlavi di responsabilità, ma in realtà anche con un po' di spalle larghe, cioè sei molto giovane eppure hai un apprezzamento abbastanza vario, no? Da diversi punti di vista. Cosa piace a te della scena italiana e internazionale a livello hip hop in questo momento, e cosa ruberesti a chi? Nel senso, mi piacerebbe avere questo di quella persona o questo di quell'altra, a livello puramente anche tecnico, Sì, no, ruberesti, cavolo, non lo so, è veramente un discorso ampio, quindi chissà quante cose.
Cosa mi piace della scena italiana? Mi piace adesso la competitività positiva che c'è e questo pullulare di cristiani che escono, fuoriescono, io compreso. Quindi direi questo. Della scena fuori in realtà tutto. Cioè, che cosa posso dirti esattamente? Anche lì c'è un super giro ovviamente, quindi io sono sempre stimolato, motivato ovviamente più dalle scene fuori. E basta, sono ammaliato, sono rapito in qualche modo, sì. Esatto. Allora, immagino che adesso si prospetta un po' il periodo dei live, nel senso, ci avevi detto che avresti preparato e già ti immaginavi qualcosa, ci sto già buttando, sì, partiamo adesso con le prove, stiamo scrivendo cose, stiamo buttando giù idee. Allora, intanto un paio di domande sui live. Qual è il tuo rapporto con i live? C'è un live, cioè un palco fino ad ora che ricordi con particolare piacere? Direi forse ultimamente il Magnoli a Milano. Direi quello, ci sono state un bel po' di situazioni veramente, veramente belle. Fammi ricordare ultimamente, ma giusto perché mi piace essere attuale il più possibile. È passato pure un po' di tempo. Direi Milano, banalmente, ma perché comunque è la mia città, eccetera. E lì comunque abbiamo spaccato veramente tutto. E c'è ancora tanto da fare, sono proprio affamatissimo riguardo i live. Sto impostando il tutto e sono gasatissimo, non vedo l'ora di iniziare. Speriamo di riuscire a venirti a vedere, magari sarebbe bello fare anche un bel WH live, vediamo com'è. Sì, Sì, guarda, noi non vediamo l'ora. E invece c'è un live che hai visto, che ti ricordi, che ti ha colpito? Ultimamente io rimango colpito lo so che è banale, che è assurdo, lo dici, ma come cazzo è possibile? Invece è così. Io ho gli occhi cioè molte volte sono fermo. Sì. Con questi occhioni, non so, per me ogni live, a prescindere dal genere, a prescindere dal soggetto, forte o meno che sia, mi lascia un sacco di cose. Ultimamente, fammi ricordare, c'è Salmo che è una bella bestia. Però vorrei andare un po' fuori. Cos'è che abbiamo visto ultimamente, Sammy? Cosa siamo andati a vedere? Poca roba ultimamente. Ci siamo persi Liam Gallagher, che purtroppo è a causa di maltempo ci è balzato tutto. Sì. E quello sarebbe stato sicuramente uno dei live più wow. Certo. Anche perché ci sono anche fuori dal genere, insomma, una cosa un po' strana. E poi ci sono i pezzi che aspetti e che dici, ma chissà quando parte Wonderwall, capito? Esatto. Che viaggio. Poi io sono un po' fuori, non sono così informato a riguardo. Io arrivo veramente adesso, per quanto sia, oddio, cosa stai dicendo? Purtroppo è così, però meglio tardi che mai. Quindi a molte hit magari non avrei nemmeno mosso una palpebra, certo, perché non l'avrei conosciuta. Mentre però avrei comunque questi occhioni super ammaliati. Sempre comunque di stupore in qualche modo. Sì. Bene, senti, siamo arrivati quasi in fondo a questo giro. Sai che in fondo tocca parlare un po' di quelli che sono i tuoi ascolti in questo momento, no? Da un lato le tue influenze, nel senso che ci hai detto che sei in studio, quindi ti immaginiamo ancora dietro a scrivere, ma ho già un po' di belle cosette, di idee, immaginiamo. Cos'è che ti ascolti in questo momento? Ma intanto qualche consiglio dentro all'ambiente hip hop per poi uscirne e chiudere con il consiglio di un pezzo fuori dall'hip hop. Do un'occhiata a Spotify. Yes. Che tendo ad ascoltare persone non conosciute. Se parliamo adesso, ultimamente l'ho già detto, sto ascoltando davvero tanto. Verranno Zombie di Ema e Marrakesh di Marra, che sono un po' i primi album. La vedo un po' come un capire che cazzo vivessero sti ragazzi. Tra l'altro, al loro primo album, no? sia Verano Zombie che Marrakesh sono due dischi poco filtrati, secondo me, per cui arrivano davvero loro. Sì, a tutti gli effetti. E io comunque, per quanto ricercatore, qua comunque sono stato più che, cioè non mi sono trattenuto, anzi comunque in modo diverso, ovviamente. Però sì, sto ascoltando molto i loro primi album. Sto ascoltando molto. Usciamo dal genere o rimaniamo? Ma partiamo dal genere, poi usciamo, direi. Ok, fuori sto ascoltando di brutto Cro, che è sto ragazzo che ho appena conosciuto. In realtà faceva hit 8 anni fa, eccetera. Purtroppo ci sono arrivato tardi, ma anche qui meglio tardi che mai. Io non ci sono ancora arrivato, per esempio. Ah sì, per cui stiamo parlando di tedesco. Pensavo fosse francese fino a 4 giorni fa. Era tedesco, in realtà.
E vabbè, ok. sorvoliamo. Sì. Poi Lon Pal, francese, Ah, Lon lui Pal, francese sì, ne sì. sono certo Sì. e lo sto amando ultimamente. Il nuovo di Tentacion, interessante, però comunque siamo nel genere ma si è spostato molto in infatti, quest'album, quindi lo uso un po' come Come ponte. per arrivare, lo uso come ponte insieme a Sì. Son Real, Sì. che è un rapper canadese, rapper cantante. Sì, Mi ci vedo ok, quindi molto. sì. Quindi ma è uso loro anche- due come ponte per arrivare e chiudo, Sì. ai The Cat Empire, che mi sto ascoltando, non so se Sì. qualcuno li conosce, i Papuz, Mhm. che è sto gruppo, sì, due persone super forti, e Mika. Mhm. Vabbè, insomma, sto ascoltando Ok. delle cose pazze fuori, io Yes. purtroppo sono così. E per scegliere un brano con cui chiudere, se dovessi scegliere appunto solo un brano con cui lasciarci Preso bene o preso male? Ma facciamo preso bene, dai, facciamo preso Farei bene. Traum di Cro. Ok, Traum di Croc, così ci ascoltiamo. Perso, bellissimo. Perfetto, così Fantastico. butti in fissa anche noi e gli ascoltatori. Tra l'altro, come dicevi tu, ci sono un po'. È un momento in cui escono un po' di artisti ponte. Nel Sì. senso che in realtà la sonorità tipica dell'hip hop si sta un po' allargando e sta abbracciando tante robe. Il che secondo me è figo. Ed è anche una cosa che dovrebbe avere nel suo DNA l'hip hop, che è un genere di per sé bastardo che nasce da tante. Sì, è un ponte l'hip hop fuori. Esatto, dovrebbe essere un ponte. All'origine erano campioni di altra roba, quindi questa Certo. roba qua è. Quindi ci ascoltiamo Crow con Traum, giusto? Io ve la consiglio, spero vi Perfetto. piace. Anche Main Gang, sempre di Traum. Va bene. Sempre di Cro, Di Cro. pardon. Va bene, però noi andiamo di Traum perché Dai, è la di prima che Traum. ci ha consigliato. Bella traumatica, Bella. positivamente. Bella Arcomi. Grazie a tutti. In bocca Bella al a lupo voi. per tutto, ci si vede live. Dai, non vedo Bella. l'ora. Ciao. Brr, brr.